spezza il pane della fraternità, vive i sacramenti come profondo segno di comunione. Allora la Chiesa non può altro essere che una Chiesa che vive profondamente la profezia della carità. Questo tocca a noi, perché la Chiesa non è altro, siamo noi. Ecco, io ho tentato di comunicare così, dentro di questa esperienza che mi pare di vivere, di intravedere, di cogliere anche nella fatica che spesso c'è. Noi da Occidente, da Paese, poi non avvertiamo tutto quello che c'è nel mondo. In fondo il buon Dio in questo momento sta guardando il mondo mica da noi, semplicemente da un ombelico nostro occidentale. C'è dentro un mondo anche molto grande, senti i gemiti, le gioie, ma è mai possibile che questo non arrivi come elemento importante? Ecco, se sono riuscito a comunicare questo percorso, vi ringrazio, mi ha